Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Penna Nera, la rubrica che vi tiene aggiornati ed informati sulle attività degli alpini della sezione di Vittorio Veneto. Come sapete, questa nostra rubrica periodicamente entra nelle vostre case e vi racconta anche in questi periodi non propriamente facili, quelle che sono appunto le attività, le opere degli alpini vittoriesi. Do subito il benvenuto a Francesco Introvigne, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, che è qui in studio con noi. Benvenuto, ben trovato. Buonasera, buonasera a voi tutti i telespettatori, buonasera anche in particolare ai miei cari alpini perché in questi tempi li vedo poco. Sì. Allora, con Introvigne, in una prima parte di questa nostra trasmissione andremo a ripercorrere velocemente quelli che sono stati gli appuntamenti più significativi dell'anno che si è appena concluso, quindi del 2021. Possiamo già dire che nonostante tutte le difficoltà, comunque gli alpini non si sono dati per vinti e ho qui scritto in scaletta più di 35 eventi sono stati comunque realizzati nel corso dell'anno e adesso Introvigne ci dirà quali. Poi nella seconda parte andremo a vedere quelle che sono, che cosa bolle in pentola per questo anno 2022. Ma appunto Introvigne, partiamo facendo un tuffo nel passato. Lo scorso anno, costellato appunto da tante difficoltà legate al Covid-19, non vi ha impedito di realizzare tanti eventi e tante manifestazioni, pur ovviamente con le limitazioni previste. Che ricordo ha dell'anno 2021? Beh, è stato un anno molto particolare, un anno complesso per tutti del resto, non solo per noi, e questo ci ha richiesto di rimodulare un po' il nostro modo di essere sul territorio, di vivere l'alpinità che ci caratterizza, ma come ben diceva siamo riusciti a realizzare oltre di 35 eventi e momenti anche particolari e significativi nell'arco dell'anno, rinunciando, come è noto e come era doveroso fare, a tutte le cerimonie, le manifestazioni che in qualche maniera le classiche erano feste o ricorrenze che richiedevano anche, come dire, un'affluenza particolare e impegnativa, quindi ciò tutto per evitare il concetto di ammassamento, ecco, quindi di evitare i pericoli che questo tempo pandemico ci propone. Appunto, e questo potremmo dire non è sempre facile per voi che siete abituati invece ai grandi numeri, no? Alle manifestazioni dai grandi numeri. Come vi siete trovati a dover gestire, insomma, queste limitazioni che gioco forza vengono imposte? Beh, insomma, nel rispetto delle regole, tanto quanto ci è dovuto, noi abbiamo rimodulato la presenza sollecitando la partecipazione, invitando ogni qualvolta fosse appunto opportuno e necessario le componenti essenziali primari della nostra associazione, dei nostri gruppi, le autorità di rito, riducendo appunto nel numero le presenze, ma voglio dire, i momenti significativi sono stati celebrati. Ricordo che è stato un anno molto molto particolare per noi perché abbiamo nell'arco, ecco, comunque di tutto l'anno ricordato il 90° compleanno della nostra sezione, che appunto è nata il 24 maggio 1931, e quindi intorno a questo evento abbiamo realizzato alcune cose significative, tra cui anche la presentazione e la pubblicazione del libro la nostra storia, presentato a Cisone del Marino al Teatro da Ponte, alla presenza, voglio dire, del generale Figliolo, che tutti conoscono come commissario straordinario Covid, ma all'epoca era anche comandante logistico dell'esercito, ora ha già ceduto la mano, ma ha assunto un altro incarico più importante ancora, ma anche del generale Claudio Berto, comandante delle truppe alpine, anche lui avvicendato per limiti di età e di servizio, dal generale Gamba.
ed era la vigilia del grande evento al Bosco delle Penne Mozze, il 50°, dove poi tra l'altro si è aggiunto anche l'arcivescovo Marcenò, ordinario militare per la celebrazione. Ecco, intorno a questo abbiamo avuto concerti, conferenze, abbiamo fatto anche la donata sezionale pur limitata in Piazza del Popolo, però quindi all'aperto, ma non è passato inosservato questo periodo in sostanza. Non è passato inosservato appunto questo periodo. Allora, abbiamo comunque ancora vivo il ricordo di alcuni degli eventi di cui ci parlava Introvigne poc'anzi, la cerimonia al Bosco delle Penne Mozze, di cui abbiamo più volte parlato qui sulla Tenda TV, che vi abbiamo trasmesso in diretta. Ha lasciato comunque vivo il ricordo anche nei nostri telespettatori, nei tanti alpini che ci hanno seguito anche da diverse parti d'Italia, perché lo ricordiamo, questo sito, questo luogo sta acquisendo anno dopo anno un'importanza sempre maggiore, e anche ovviamente le celebrazioni per il 50° lo hanno sottolineato, giusto Introvigne? Sì, certo. Innanzitutto posso assicurarvi, perché abbiamo avuto i riscontri diretti, che la cerimonia è stata seguita grazie appunto anche alla Tenda TV dal Canada, a Vancouver in modo particolare, dall'Australia e poi anche altri siti nel mondo, quindi come dire riusciamo ad raggiungere anche le terre più lontane dove vivono nostri alpini, e questo insomma ci fa piacere, perché ci seguono con costanza, direi, con ammirazione anche, ci sostengono, ma siamo anche noi di conforto a loro, perché grazie appunto ai media riusciamo ad essere col cuore almeno vicini. E poi oltre a questo, insomma, abbiamo anche celebrato il centenario del Milite Ignoto, con anche la presenza, il passaggio del treno, la cui stessa motrice è stata quella di 100 anni fa, col viaggio simbolico, come 100 anni fa appunto è stato fatto, con la partenza da Aquileia e l'arrivo a Roma, dove riposa all'altare della patria il Milite Ignoto. In particolare sabato 6 novembre scorso abbiamo celebrato il 4 novembre, quindi la giornata della festa delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia, unendo appunto il ricordo del centenario Milite Ignoto, ma anche un altro momento bello, il ricordo della medaglia d'oro al valor militare Camillo De Carlo, vittoriese di adozione, pur nato a Venezia, di origini familiari del Cadore, ma che qui ha fatto la storia, è uno di quelli che ha dato vita e rimodulato anche la configurazione della nostra città di Vittorio Veneto. È colui che già medaglia d'oro in vita ha accompagnato i resti mortali del Milite Ignoto a Roma, e aveva lasciato anche volontà testamentaria di essere sepolto a Calalzo di Cadore, luogo appunto di origine della famiglia, dove c'è una chiesetta dedicata a San Francesco d'Orsina, un sogno che non si è potuto concretizzare per varie difficoltà, nonostante tanti tentativi in tal senso. E allora l'abbiamo ricordato in Piazza del Popolo a Vittorio Veneto, prima di tutto onorandolo, come dire, le sue spoglie mortali al cimitero di Sant'Andrea, e poi portando a Calalzo una lapide con su incisa una frase molto molto significativa, ecco, da lui stesso scritta, e accompagnato non solo da noi vittoriesi, ma da una delegazione degli alpini della sezione Cadore e del gruppo di Calalzo scesa apposta, assieme anche al sindaco di lassù, quindi lo stesso De Carlo, senatore della Repubblica nostra. E abbiamo, come dire, imitato quel viaggio in treno, dando significato a quello stesso cosa che lui ha fatto andando a Roma. Noi l'abbiamo un po', come dire, simulata andando con la lapide in suo ricordo. Peraltro a Ponte delle Alpi si è anche aggiunta una delegazione della sezione ANA di Belluno, così abbiamo coperto tutto il percorso.
lui che non era alpino, ma che degli alpini è sempre stato innamorato e ne ha vissuto, come dire, la gloria e le gesta. È importante sì questo ricordo che è stato fatto, ci ricordiamo anche perché anche in questo caso le nostre telecamere erano presenti della cerimonia appunto in Piazza del Popolo a cui è seguito questo viaggio diciamo in treno. Vi siete cimentati anche per quello che riguarda un appuntamento musicale se non sbaglio. Sì, sì, abbiamo vissuto anche questa esperienza, ci è stato chiesto, siamo riusciti a, come dire, a realizzare il concerto La città della Vittoria Teatro da Ponte e quindi la domenica successiva, quindi C'è stato anche appunto sì, questo appuntamento musicale. celebrazione 4. Sì, evento riuscitissimo anche perché eravamo da poco entrati anche con la possibilità di occupare come dire, la platea del teatro interamente, senza restrizioni. Adesso siamo un po' tornati a regredire, ma come dire, anche in questa attività, insomma, la nostra buona volontà, più che la nostra capacità e conoscenza in materia, insomma, eravamo neofiti in questo, però insomma abbiamo ricevuto consensi ed è stata una bellissima collaborazione. Fiorella Foti, che è stata, come dire, la conduttrice, il manager di questo evento, insomma ci ha ringraziato, ma anche il sindaco del Città Vittoria, il dottor Antonio Miatto, l'assessore Uliana Antonella, insomma credo che anche questo è stato un momento bello. Andando verso la conclusione dell'anno, c'è stato un altro appuntamento il 28 dicembre che riguarda la famiglia Tandura. Beh sì, la famiglia Tandura, ricordo, credo sia la famiglia più medagliata d'Italia, perché oltre all'arcinoto Alessandro Tandura, medaglia d'oro valor militare, morto a Mogadiscio il 28 dicembre, del 37 se non vado male a ricordarlo, anche il figlio Luigino di cui ricorre il centenario, è ricorso nel 2021 il centenario della nascita, è stato ed è medaglia d'oro che noi onoriamo sul nostro vessillo, ma poi la mamma, la sorella, insomma, noi ricordiamo sempre il 28 dicembre nel cimitero di Ceneda questa nobile famiglia e insieme agli onori resi ai Tandura ricordiamo anche coloro che là hanno trovato pace eterna, ovvero i presidenti della nostra sezione e altri dirigenti, ma anche gli stessi alpini, 17 alpini trucidati in Liguria, in un momento storico insomma nefasto, laddove all'epoca, insomma, quel brutto momento tra le due guerre, ci sono succeduti anche questi fatti. Noi li ricordiamo, li onoriamo perché anche loro, se sotto un'altra bandiera, quella della Repubblica di Salò, hanno dato la vita per un ideale, per un giuramento prestato. E con questo evento, diciamo, si sono concluse le attività del 2021. Ovviamente, chiuso un anno, se ne apre un altro e voi so che avete già pronto il programma per il 2022. Ovviamente, lo diciamo, lo ripetiamo, gli andamenti, le ondate della pandemia vanno a modificare giocoforza quello che è il vostro programma, che segue un andamento un po' ciclico nel corso degli anni, che poi viene impreziosito con le manifestazioni diverse di anno in anno. Che cosa ci aspetta in questi primi mesi del 2022 in Trovigne? Beh, noi abbiamo steso il programma come di consuetudine, nella normalità degli eventi programmati, perché poi ovviamente ci adeguiamo ai tempi, al mutare delle situazioni e anche alle possibilità che le disposizioni normative di legge ci consentono. Quindi cominciamo subito domenica 30
con il ricordo di Nikola Jevka, 79esimo anniversario. Lo facciamo partecipando alla Santa Messa alla Pieve di Sant'Andrea e poi con una breve cerimonia al Monumento alle Penne Nere attiguo. Ma nella stessa giornata ricordiamo anche la ricorrenza del 27 gennaio, ovvero della giornata del ricordo. Uniamo i due momenti e anche qua abbiamo comunque ovviamente dato spazio ai pochi numeri che ci sono consentiti, quindi invitando solo i capigruppo per quanto riguarda i gruppi con i loro gagliardetti, i componenti del consiglio direttivo, ovviamente il sindaco della nostra città, ma nessun'altra autorità, nemmeno le altre rappresentanze d'Arma delle associazioni della consulta, se non appunto il presidente che le rappresenterà tutte. Questo perché il momento non va dimenticato, il ricordo va fatto, la memoria è sacrosanta, ma va fatta appunto nel rispetto delle norme vigenti. E poi abbiamo in programma un momento importante e significativo per la vita nostra associativa, il 6 marzo, l'assemblea ordinaria dei delegati, e quest'anno sarà elettiva, nel senso che sono in scadenza dopo, a conclusione del secondo mandato come presidente, e quindi si prospetta anche una rielezione. Chi sarà non lo so. No, noi vogliamo saperlo però in anteprima per i nostri telespettatori, quindi soffermiamoci pure un attimo su questo argomento allora, dell'assemblea e del futuro presidente della sezione di Vittorio Veneto. Io all'ultimo consiglio direttivo sezionale allargato ai capigruppo ho lanciato un appello a una seria riflessione su questo. Io sto concludendo, anzi ho concluso da poco il secondo mandato triennale, quindi 6 anni impegnativi, di grande soddisfazione ma anche di tanto lavoro. Ho la possibilità, che mi è conferita dal regolamento, per un eventuale terzo mandato, e poi ovviamente non più perché quello è il limite. Non ho presentato la mia candidatura, ho sollecitato che i gruppi, i capigruppo, i consiglieri pensino a questo. Non ho, come dire, nemmeno dichiarato che non lo vorrò più fare, ma ovviamente intorno a questa significativa tappa ci sta anche l'impegno e la volontà, e quindi indubbiamente anche dovessi ricandidarmi l'impegno a sostenermi e a collaborare tanto quanto per la verità in questi 6 anni è stato fatto, ma siccome i tempi cambiano, le risorse vengono sempre meno e, come dire, la stanchezza avanza un po' per tutti, ecco, l'appello l'ho lanciato proprio per cercare, ecco, di raccogliere non tanto i consensi, credo che forse non mi manchino quelli, no? Però ecco, la volontà di condividere un percorso che deve essere comunque impegnativo e deve onorare i nostri ideali e gli impegni statuari per i quali noi ci spendiamo. Beh, senza dubbio che il ruolo comunque sia impegnativo, lo vediamo. Ripensando così ai suoi 2 mandati, mi vengono in mente i 2 eventi principali, non ci sono solo quelli, ma la Dunata del Piave e il Triveneto di Vittorio Veneto del 2018 invece. Però insomma il fatto che non abbia detto che non vuole ricandidarsi, insomma, possiamo C'è tempo fino al 15 febbraio, insomma, quella è la scadenza. Poi, in Trovigne non si sbottona, non si sbottona. No, ma vuole il mio essere non tanto, come dire, per non tirarmi indietro, per non volermi pronunciare, ma vuole proprio essere di stimolo. Cerco di, come dire, di favorire una riflessione. Sì, per la verità qualcuno mi ha già chiesto, mi ha detto, mi ha solleticato, ma insomma sto maturando anch'io, come dire, il convincimento, anche perché se mi presento, mi voglio presentare anche con un programma, con, come dire, un consenso di base
che mi dia anche tranquillità, ecco, di non trovarmi poi un uomo solo al comando, ma a me piace dire che è un lavoro di squadra ed è quello che ci ha permesso di fare quello che in questi 6 anni abbiamo fatto. Certamente, certamente. Noi seguiremo ovviamente i lavori anche dell'Assemblea e poi ve ne daremo conto sempre qui all'interno di Penna Nera. Allora, noi anche così dal punto di vista televisivo, un po' appassionati della cosa, sentiamo la mancanza, devo dire, da un paio d'anni delle adunate nazionali degli alpini, perché un appuntamento, insomma, imprescindibile così durante l'anno, vedere questo fiume di alpini, fiume di penne nere. Lo sappiamo, insomma, in questi anni non è stato possibile, però so che da calendario l'adunata nazionale di Rimini e San Marino, che poi è anche internazionale e in Trovini appunto ci spiegherà perché, quest'anno si farà in ogni caso. Ma prima di allarmare eccessivamente così i nostri telespettatori, spieghiamo bene che cosa hanno deciso i vertici dell'ANA. Beh, innanzitutto premetto che se ne sentite la mancanza voi, tanto meglio la sentiamo noi. È stata rinviata per 2 anni consecutivi, siamo entrati nel terzo anno di pandemia, però ecco, il Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente lo ha già comunicato, che quest'anno in ogni caso si farà anche per chiudere un ciclo degli impegni, perché una dunata, come ben pensate, richiede molti sforzi, richiede contratti, richiede insomma l'impegno globale di tutta la nostra associazione, non solo, ma anche verso, come dire, le autorità locali, le autorità centrali. L'organizzazione non è da poco. Quindi si farà, al momento è confermata anche la data, sono 4 giorni da giovedì a domenica 8 maggio, Rimini e San Marino, dove era stata designata 3 anni fa, internazionale perché coinvolge le 2 città, che sono 2 stati, l'Italia e San Marino, poi indipendenti, e quindi ecco, ha questo primo risvolto di internazionalità, anche perché i governanti di San Marino ci tengono molto. Ci sarà appunto una giornata dedicata alla città di San Marino, saremo ospiti appunto dei regnanti. In che misura? Quella che ci sarà consentito, indubbiamente il Presidente nazionale, il Consiglio direttivo, presumo sicuramente i Presidenti di sezione, gli 80 Presidenti di sezione d'Italia, e poi quello che sarà possibile fare per ridiscendere poi in riva al mare, e là è già stata anche, sono stati adottati alcuni provvedimenti. Ad esempio è stato modificato il percorso della sfilata, non entrerà più nel centro storico dove qualche passaggio era stretto, per portarla invece lungomare, fronte mare, dove la strada è molto più larga, dove la zona è molto più ventilata, dove il pubblico potrà sieparsi lungo la strada a marciapiede verso la spiaggia, dove insomma le condizioni, almeno alla luce di questo momento così di pandemia, sono sicuramente migliori che non dentro il centro della città. E di conseguenza moduleremo anche tutti i caratteristici eventi, insomma, che sono sempre stati realizzati fino al blocco di 2 anni or sono. Quindi ecco, possiamo sintetizzare che con la testa sulle spalle l'organizzazione ha deciso di confermare tutta una serie di appuntamenti che vedranno una partecipazione che sarà modulata a seconda ovviamente delle ondate del Covid e di tutto quello che ci andiamo dietro. Ormai sappiamo che fare previsioni da qui a 2 settimane è impossibile, farle da qui a qualche mese è proprio... È impossibile, però ecco, noi diciamo, al momento è aperta, è normale. Sta di fatto che comunque difficilmente potremo portare a Rimini e San Marino 500.000 presenze di alpini come lo è stato Treviso, come lo è stata poi Trento, Milano.
perché sono cambiati un po' i tempi, perché gli alpini come tutti invecchiano, perché abbiamo lasciato sul campo di battaglia di Covid-19 anche tante forze e tante risorse, e questo ovviamente non tanto per aver ridotto le fila quanto perché fa riflettere, insomma, per cui è giusto anche guardare con un occhio particolare e soprattutto non mettere a repentaglio la salute di tanti di noi. Certo. Questo era giusto specificarlo, appunto, perché anche a beneficio dei nostri telespettatori. Tornando così nelle nostre terre, anche qui rinviata 2 volte la dunata, il raduno Triveneto ad Asiago. Sì, è stata rinviata come la radunata nazionale perché qua i numeri, insomma, pur a livello di raggruppamento, ma noi per Triveneto intendiamo appunto quello che nell'organizzazione interna nostra è il terzo raggruppamento, i numeri sono elevati, ricordiamo quel che è stato Vittorio Veneto nel 2018, nell'anno del centenario. Siamo comunque anche qua dell'idea di confermare questo appuntamento, siamo comunque all'aperto, ricorderemo anche il centenario, già trascorso peraltro, dell'Ortigara, dove c'è stata la prima adunata nazionale, e quindi anche questo appuntamento troverà realizzazione con i numeri anche qua che ci saranno consentiti, anche perché dobbiamo guardare poi al futuro, a ciò che ci sta poi di seguito, alle sezioni che incalzano, che vorrebbero organizzare gli eventi. Già Udine è a secondo rinvio anche quello nazionale, per cui insomma di fronte alla necessità di coniugare sia la presenza all'evento che onorare anche gli impegni organizzativi, ecco, bisogna pur trarre delle conclusioni che devono essere anche le più possibili e le più pratiche, ma anche le più, come dire, abbordabili sotto tutti i punti di vista. Un altro appuntamento che invece ci riguarda un po' più da vicino, la dunata sezionale. Avete già deciso la data e il luogo? Sì, è in programma domenica 12 giugno a Cappella Maggiore, è come dire, stata inserita proprio perché ognuno si prepari, perché i gruppi celebrano anche a livello locale le loro tradizioni, le loro feste e ricorrenze, per cui questa è la calendarizzazione. Ciò che sarà possibile fare lo vedremo nel tempo, ancora ne manca parecchio, però è definita perché qualsiasi evento nostro richiede dal punto di vista organizzativo degli impegni, richiede un'organizzazione, richiede la presenza di risorse umane e finanziarie. E poi appunto quella sezionale è a rotazione, siamo ospiti di vari gruppi e in qualche modo cerchiamo anche di assecondare le richieste per come dire, dare ufficialità, presenza e lustro a momenti significativi del territorio e dei gruppi che si sviluppano secondo tradizione. A proposito dei gruppi, apriamo una piccola parentesi con Maurizio Casetta che cura con me questa trasmissione. Già dall'inizio, da quando abbiamo debuttato con Penna Nera, c'era venuta l'idea di raccontare anche i gruppi, no? Le attività dei vari gruppi. Ovviamente ciò non è stato possibile causa coronavirus. Non appena la situazione tornerà un po' alla normalità, vedremo anche di far conoscere le varie peculiarità dei gruppi degli alpini presenti sul territorio. Questo lo diciamo perché ce lo stiamo ripetendo da un po' di tempo in Trovigne, credo che sia anche una bella cosa, insomma, far conoscere, perché di sezione parliamo, insomma, abbastanza, però far conoscere anche le attività, magari quelle più piccole, che vengono svolte però con la stessa passione nei vari gruppi alpini del territorio. Beh, certo, io ringrazio Maurizio Casetta, consigliere, che è stato anche vicepresidente vicario sezionale, perché noi ovviamente ruotiamo e come dire, ci interscambiamo, tranne il presidente, insomma, che ha quel mandato già prima definito.
Lo ringrazio perché è quale responsabile del centro studi sezionale, nato all'epoca dell'organizzazione della Giornata Nazionale del Piave, ha prodotto ottimi risultati, si impegna, ha curato la stesura del libro e segue poi anche tutta questa altra organizzazione come quella ad esempio del concerto per la città della Vittoria. E l'idea di rendere partecipi, ecco, anche i gruppi di questa possibilità di proporsi, di presentarsi al pubblico a più vasto raggio, lodevole e anche perché dà soddisfazione. Ma vorrei anche ricordare proprio nel prossimo futuro due altre particolarità. Innanzitutto, quando penso forse ormai all'assemblea, daremo a 74 alpini della nostra sezione un riconoscimento che viene dall'ANA nazionale, che sono 74 associati alpini provenienti dai gruppi dell'unità di protezione civile che hanno dato di volontariato un minimo di 20 ore, no, di servizio per tutte le città che il Covid ha proposto, quindi dal presidio dei luoghi di vaccinazione alla consegna delle derrate alimentari, all'apertura di mercati all'inizio, delle zone appunto dove confluiscono i materiali di risulta, in sostanza quelli che si sono resi utili perché potessimo tornare alla normalità la più possibile, ecco, secondo i tempi che abbiamo percorso. Quindi anche questo è un gesto che l'ANA nazionale ha fatto, consegnerà una spilla ed è la seconda sul modello di un'altra che è stata molto significativa, quella realizzata e donata a coloro che in Russia a Rostock hanno realizzato la scuola asilo sul luogo dove sorgeva il comando della nostra armata all'epoca di quella nefasta e triste spedizione di guerra in sostanza. Quindi ecco anche questo riconoscimento. Poi vale la pena menzionare tutto un lungo percorso che per certi versi è già iniziato, in quanto ricorre nel 2022 il 150° anniversario della fondazione delle truppe alpine. Ecco, il decreto è stato firmato da Re Vittorio Emanuele II a Napoli, 15 ottobre del 1872, quindi siamo al 150° anniversario. C'è tutta un programma culturale di esercitazioni e quant'altro, ecco, per l'arco dell'anno e appunto la cerimonia conclusiva. Spero ci sarà possibile essere presenti a Napoli il 15 ottobre. E quindi magari faremo anche prossimamente una puntata dedicata, proprio un focus dedicato alle truppe alpine, a questa importante ricorrenza. In Trovigne il tempo a nostra disposizione sta per concludersi, però le lascio proprio gli ultimi istanti per salutare i suoi alpini e così è passata qualche settimana, ma dare anche l'augurio di buon anno, sperando che insomma anche nel 2022 si possa tornare a una lenta normalità. Sì, certo, io saluto volentieri tutti i miei alpini, vicini e lontani, soprattutto quelli a casa, quelli che hanno l'impossibilità di deambulare, di frequentare la nostra sezione o le sedi stesse dei gruppi. Siamo già in momento di rinnovo di tesseramento, per cui anche quello è un impegno associativo che deve essere come dire, onorato e vorrei ricordare quello che è stato un po' il mio motto nel saluto che ho portato sulla nostra pubblicazione annuale l'Alpin del Vittoriese, ovvero l'imperativo non mollare. Non mollare per me significa continuare a vivere nel nostro spirito alpino, renderci disponibili ai servizi utili alla collettività nella misura in cui tutti noi possiamo, non mollare anche per vivere di speranza, di guardare con fiducia al futuro. È un momento difficile, ma sicuramente passerà, è un momento che dobbiamo affrontare con il rispetto delle norme vigenti, dobbiamo affrontare anche con la consapevolezza che è
necessario l'impegno da parte di tutti perché le cose possano cambiare in meglio. L'augurio è quello di tornare a vivere quanto prima dentro, ripeto, la nostra sezione e i nostri gruppi, di celebrare tutte le cerimonie a cui siamo abituati, di fare anche festa, ma l'aver rinunciato non ci è tanto di peso. Lo abbiamo fatto coscienti che così doveva essere. Tornare significa anche riprendere quei momenti di socializzazione, di vivere insieme, di star bene e di, come dire, aiutarci anche vicendevolmente, per cui la speranza deve essersi davvero l'ultima a morire. Quindi viva gli alpini, viva l'Italia e speriamo nella buona sorte. Eh sì, speriamo proprio nella buona sorte. Grazie veramente a Francesco Introvigne, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, per essere stato qui con noi in studio. Grazie mille, appuntamento ovviamente alla prossima puntata e anche a tutti voi che ci avete seguito, il mio ringraziamento. Appuntamento alla prossima puntata di Penna Nera.